Il Finalese è un territorio molto interessante, ricco di storia e bellezze naturali. Oggi faremo un giro improntato a legare questi due aspetti. La partenza è a Perti Alta. Meglio arrivare presto, il parcheggio nei pressi della chiesa di Sant'Eusebio è piccolo. La nostra guida verso la grotta dell'Edera è Fausto. Attraversata la contrada Casavalle, si imbocca il sentiero in direzione della grotta Pollera e Piamarino. Il sentiero sale, ma non è mai difficile e offre piacevoli scorci. Sullo sfondo la rocca di Perti. Ben presto si arriva davanti alla grotta e Fausto incoraggia il gruppo. Vi sembra, ragazzi, vi sembra? Però vedete, l'unico pezzo difficile è questa corda. Ma vi sembra difficile, ma vi assicuro che non lo è. A vedere te non sembra neanche facilissimo. È difficile! La breve salita attrezzata richiede attenzione e un po' di luce. Per avere le mani libere sono preferibili le lampade frontali. Da buon comandante, Fausto entra per ultimo, quando tutti sono oramai in sicurezza. Lo spettacolo che si presenta davanti ai nostri occhi ci lascia senza parole. La presenza di due arrampicatori toglie un po' di magia, ma aggiunge emozioni. La loro bravura è ammirevole. Un ultimo sguardo a questa meraviglia e si imbocca la via del ritorno. All'uscita c'è già chi è pronto a darci il cambio. La curiosità ci spinge ad andare a vedere la grotta anche dall'alto. Un ottimo posto dove mangiarsi un panino. I più attrezzati riescono a calarsi nella grotta anche da qui. Lungo il percorso troviamo una parete rocciosa scolpita in più punti. Ci troviamo in un'antica cava romana. Di qui prelevavano i massi per costruire i ponti che sono in Val Ponci. Dal giro delle chiese imbocchiamo la deviazione per Sant'Antonino e subito passiamo vicino a dei ruderi. Troviamo di fronte all'ingresso principale ai ruderi e lo si denota dal chiavistello, vedete? Sono i resti del Castrum Pertice, un'antica residenza feudale di cui si trova una prima citazione nel 1162, quando Federico Barbarossa concedeva l'investitura di marchese a Enrico il Guercio. L'evento è ricordato in una lapide murata nella chiesa proto-romanica di Sant'Antonino, che ben presto ci compare tra i leci. La chiesa è un po' trascurata, ma molto interessante, specialmente la cripta, da dove attraverso una stretta imboccatura si accede alla grotta sottostante, che è legata ad una leggenda. Che l'antro adoperato dalle donne di Finale per venire a sapere, buttando il sasso, quanto risuonasse e quindi non so in che proporzione, sapere se il loro congiunto, marito, padre sarebbe tornato dalla spedizione in mare.
Risalendo, trovo Fausto intento a tradurre la famosa lapide murata. Una castris che insieme con il castro di Quiriano. Il panorama è molto bello ed in lontananza si vedono anche le curiose rocce dei frati. Al ritorno riusciamo anche a perdere il sentiero. Ma, seppur con qualche difficoltà, resta la soddisfazione di una giornata stupenda e il tempo per pensare alle prossime uscite.